Si riparte da lunedì, ristoratori aperti a pranzo e cena, se composti all'aperto, ma tante sono le incognite che ancora attanagliano la categoria legate al coprifuoco alle 22 o alle specifiche sulla definizione di spazi all'aperto, ad esempio laddove si disponga di vetrate su 3 lati. Le norme non sono ancora ben chiare. Cosa vuol dire all'aperto? Per tanti ristoranti che noi nei Colli siamo fortunati che abbiamo ampi spazi all'aperto, ma magari nei centri non sanno se possono usare un portico piuttosto che l'altro. Inoltre se ci fosse brutto tempo non si sa cosa si può fare, cosa non si può fare, siamo in difficoltà su questo. Ci si adatta con menù ad hoc, stuzzichini e assaggi di tutto ciò che di buono la cucina tipica locale propone, ma non solo. Per ovviare al freddo serale, il coperto con copertina diventa un must per ovviare al clima. E qui, per venire incontro alle esigenze e al freddo serale, si sono anche inventati il coperto con copertina, cioè questa coperta verrà data ai clienti che se la potranno portare a casa. Pronti a ripartire quindi sì, anche se ancora si fanno i conti con quello che gli stop and go hanno comportato. Abbiamo lavorato diciamo metà, 6 mesi su 12 e lavorato a metà ulteriormente perché oltre alla diminuzione del numero dei tavoli per i distanziamenti e anche rimanendo aperti fino alle 18 come era prima, ovviamente abbiamo lavorato molto meno.